Buon esordio dei nuovi giocatori. Il nuovo corso dell'Acragas inizia con un pareggio contro la Casertana. I biancazzurri di Lello di Napoli hanno raggiunto i Campani e inizio ripresa con una rete di Gaetano Dammacco. Spazio anche per quasi tutti gli altri nuovi arrivati, l'Acragas con i nuovi innesti e una squadra di altra e ben consistente pasta. Mezzo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Pisani. Ma facciamo un passo indietro, primo tempo da mettere in cantina con gli ospiti che dopo essere passati in vantaggio hanno ripetutamente sfiorato il secondo gol. Ripresa molto più interessante con i biancazzurri fortificati dalla presenza contemporanea in campo, Zibert, Camara, Pastone, Sanseverino e Dammacco, tutti nuovi innesti che hanno fatto la differenza e con Dammacco che ha siglato il suo primo gol biancazzurro al primo pallone toccato. È stata un'emozione direi bella perché ho aiutato anche i compagni, la squadra, il mister e lo staff che mi ha accolto con le braccia aperte. Sono venuto qua per trovare più spazio con il mister che mi ha chiamato, il direttore che mi ha chiamato. Mi ha buttato dentro, come mi ha detto che mi facevo giocare. Io ho ripagato con un gol, come gli attaccanti fanno. Noi abbiamo molta autostima, pure se siamo ultimi, però ci siamo detti di un obiettivo, diciamo, di salvarci. Lo faremo mostrandolo in campo, tutti uniti e pedalare sempre. Mister di Napoli adesso deve trovare il giusto equilibrio e sperare che si risolva prestissimo la questione Stadio Seneto. Se la squadra dovesse tornare a giocare ad Agrigento, allora sì che si giocherebbe un'altra partita. Sono partite difficili queste, noi ci troviamo ultimi in classifica. Abbiamo fatto un mercato dove abbiamo rivoluzionato la squadra. Oggi è una partita difficile. Io sono contento della prestazione dei ragazzi miei perché hanno dimostrato grande carattere, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto, secondo me, 20-25 minuti dall'alta intensità del secondo tempo. Poi in 10 uomini è normale che magari potevamo concedere qualcosa alla Casertana che comunque se annovera tra le proprie file giocatori importanti. Rimane fiducioso per il futuro? No? Io ero fiducioso quando perdevamo, adesso abbiamo conquistato un punto, pensate un po', sono felicissimo, quindi sono sicuro che lavorando a testa bassa ci tiriamo su sicuramente.